Autonomia del Veneto, a Roma il vertice tra il governatore del Veneto Luca Zaia e il ministro per gli affari regionali Erika Stefani. La promessa: entro fine anno la firma dell'intesa. Ondata di maltempo in Veneto, albero colpito da un fulmine cade su un asilo. Grandinata sul Feltrino, acquazzoni disagi anche nel veneziano, l'allerta meteo resta fino a giovedì. Stamane a Padova i funerali dell'operaio moldavo vittima del tragico incidente alle acciaierie venete. Il saluto tra le lacrime dei colleghi e della città stretti intorno alla famiglia. Amministrative 2018, Treviso e Vicenza dopo la vittoria, i neosindaci di centrodestra alle prese con la scelta della Giunta. San Donato, il ballottaggio sempre più vicino all'apparentamento Lega e Forza Italia divisa al primo turno. Esodo estivo, presentato il piano di Cave Autovie Venete per gestire il flusso di traffico, giornate da bollino nero, task force per soccorsi, previsto un aumento di veicoli in transito. Meno 3 giorni al raduno Triveneto degli Alpini a Vittorio Veneto, cresce l'attesa, città imbandierate, iniziative ed eventi, previsto l'arrivo anche dello storico mulo Iroso. Matrimonio con canestro, il video diventa virale sui social, la singolare cerimonia a Crespano del Grappa, la sorpresa del parroco allo sposo giocatore di basket. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano dunque la politica con l'incontro che il governatore del Veneto Luca Zaia ha definito storico, incontro questa mattina a Roma tra lo stesso governatore e il ministro per gli affari regionali Erika Stefani. Sul tavolo la trattativa per l'autonomia del Veneto con una promessa e una scadenza. Entro fine 2018 la firma dell'intesa. Una giornata storica, così il governatore del Veneto Luca Zaia ha definito l'incontro a Roma con il ministro degli affari regionali Erika Stefani per riaprire la trattativa sull'autonomia del Veneto. Dopo mezz'ora di confronto, al termine Zaia si è detto ottimista, ricordando che la discussione riguarda il progetto iniziale sulle 23 materie. Il progetto resta di 23 materie e confermiamo che la nostra richiesta è quella delle 23 materie. Durante l'incontro non si è parlato di risorse, ma il governatore del Veneto in merito ha detto di non essere preoccupato. Voglio ricordare che ci sono 30 miliardi di sprechi a livello nazionale, che sono circa un terzo dell'interesse sul debito pubblico, che debbono essere assolutamente tagliati e dedicati a questi progetti di riforme. Il Veneto ha chiesto che vengano aperti subito i tavoli tecnici sulle 23 materie e poi dalla Regione è arrivata una proposta. Di portare una nuova formula di intesa, cioè, ovvero una legge leggera che dia mandato poi al governo con decreti legislativi di affrontare materia per materia. Diamo mandato al governo materia per materia di definire con decreti legislativi cosa dà per ogni materia. Diciamo che i tempi sono assolutamente comprensibili e si possa chiudere questa partita alla volta di fine anno. Scadenza quella di fine 2018 confermata anche dal ministro Stefani. Sicuramente la Regione Veneto ha maturato già un lavoro che oggi ci viene consegnato. Ovviamente noi adesso stabiliremo anche una nostra delegazione trattante, per cui instaurati i tavoli tecnici io spero che si possa avere entro la fine dell'anno la firma di un'intesa. Intanto questa mattina il vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin, nel presentare il documento di economia e finanza regionale, ha spiegato come attuare gli aspetti finanziari dell'autonomia differenziata sia il primo degli indirizzi generali sui quali la Regione del Veneto sarà operativamente impegnata per sostenere con la massima priorità le attività necessarie a garantire l'efficacia del processo autonomistico sotto il profilo dell'analisi interna, dei profili economico-finanziari e nel confronto con lo Stato. E adesso l'ondata di maltempo che si è abbattuta nella tarda mattinata di oggi sulla nostra regione. Momenti di paura nel Vicentino, a Zermeghedo per l'esattezza, dove un fulmine ha colpito un cedro. Alcuni frammenti della pianta hanno sfondato le vetrate di una scuola materna. Pezzi di pianta che sono entrati appunto all'interno della stessa struttura dove si trovavano 12 bambini e 2 maestre. Tutti, ecco, vedete le immagini, tutti sono fortunatamente illesi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei locali. Un'eventa grandinata con chicchi grossi come palline da ping pong ha interessato invece la zona del Feltrino per poi estendersi alla Valbelluna. Decine gli interventi dei vigili del fuoco a Feltre per allagamenti e rami caduti sulle strade. Intorno alle 13 anche sul Veneziano un forte temporale con raffiche di vento e pioggia intensa ha causato diversi problemi alla viabilità nel Mestrino con allagamenti
allagamenti anche in tangenziale. Nel Trevigiano, dopo la grandinata di ieri sera sul Coneglianese, è tornato il maltempo con forti folate di vento che hanno causato la caduta di un grosso ramo su una vettura. Fortunatamente per l'uomo che si trovava al volante nessuna ferita, ma solo un grande spavento, ecco i segni lasciati dal ramo sull'auto. Alla luce delle previsioni emesse dall'ARPAV è stato dichiarato lo stato d'allerta su tutto il territorio tra le 14 di domani e le 10 di giovedì 14 giugno. Andiamo a Padova, dove oggi c'è stato l'ultimo saluto all'operaio morto nel tragico incidente alle Acciaierie Venete. In molti, nella chiesa ortodossa brusegana, hanno voluto salutare Sergiu Todita, l'operaio morto dopo 24 giorni di agonia in seguito al drammatico incidente alle Acciaierie Venete. Anche le istituzioni hanno voluto portare la loro vicinanza alla famiglia. Al di là di un segno di fratellanza e di vicinanza, è un impegno che come istituzioni dobbiamo prendere. Le istituzioni, io il massimo per il controllo. Questo non avviene, non si può morire per lavorare. Mi sembrava un doveroso tributo e quando dico che questa città ha un debito di riconoscenza verso queste persone, lo dico a ragion veduta, perché ovviamente l'azienda presso cui lavorava, il sistema economico di questa provincia si avvale del lavoro di queste persone. Oltre al prefetto, il sindaco e il questore, anche gli amici e colleghi hanno ricordato Sergiu. Sappi che da parte di tutti i tuoi colleghi e da parte di tutti i tuoi amici e da parte mia, che sono l'una e l'altra cosa, ricordati che resterai sempre nei nostri cuori. Le indagini proseguono per accertare le responsabilità, ma i lavoratori sono ancora in cassa integrazione. Resta il dolore per una vita che si è spezzata troppo presto. Le condoglianze direi che le dovremmo fare anche alla città di Padova, non solo alla famiglia, agli amici. Le condoglianze le dobbiamo fare, penso, anche all'Italia. Torniamo alla politica. Dopo i risultati delle amministrative di domenica, Vicenza, l'insediamento proprio in queste ore del neo sindaco Francesco Rucco, che poi dovrà programmare, dovrà organizzare la sua squadra. Stessa cosa per il neo sindaco di Treviso, Mario Conte, alle prese con la formazione della nuova giunta. La squadra è in costruzione, le idee sono tante, ma ho le idee molto chiare sulla squadra che voglio presentare alla città. Squadra pronta in una ventina di giorni, promette il neoeletto sindaco di Treviso Mario Conte, che non si sbottona ma neppure smentisce i nomi che circolano nel toto giunta di queste ore, a cominciare da quello del leghista Cristian Schiavon, ex presidente di ATS, che andrebbe al bilancio, a cui si affiancherebbero il chimico Alessandro Manera, braccio destro di Conte in campagna elettorale, che si occuperebbe di ambiente, e una donna esterna però alla lista che si è presentata alle amministrative. L'unico nome che faccio è Andrea De Checchi, che sarà il mio vice sindaco. Per tutti gli altri invece mi riservo di fare delle attente analisi anche in base agli equilibri della coalizione. Cristian Schiavon, tra l'altro, oltre ad essere un ottimo professionista è anche un amico, quindi è uno dei nomi che stiamo valutando, però è un po' prematuro in questo momento confermare nomi. Giancarlo Gentilini si aspetta in giunta due dei suoi fedelissimi, Giuseppe Basso, la cui nomina appare tuttavia improbabile, e Sandro Zampese, quasi certo all'urbanistica, anche se lui ieri si è ben guardato dal confermarlo. Io non parlo di queste cose perché noi abbiamo un capitano, bisogna rispettare il nostro sindaco e la squadra, i nominativi della squadra, li deve decidere in assoluta serenità lui. Dalla lista Zaia Gentilini potrebbe invece spuntare il nome dell'assessore alla cultura, quello di Lavinia Colonna Preti, con cui Conte ha già portato avanti un progetto legato ai musei. Quotata anche l'indipendentista Silvia Nizzetto. Difficile invece pensare che restino fuori dai giochi pezzi da 90 come Mirko Visentin, già a Treviso Servizi, e Toni Dotto, entrambi andati ben oltre le 300 preferenze personali. Mi concentrerò molto sulla professionalità e sulla qualità anche morale delle persone
persone. L'obiettivo nostro, come abbiamo sempre detto, è quello di dare a Treviso la miglior squadra di professionisti a servizio della città. Ci tengo anche a sottolineare che ognuno, in base alle proprie competenze, deve essere molto più bravo del sindaco. Io voglio avere una squadra di persone veramente molto preparate, molto competenti e molto predisposte anche all'ascolto delle esigenze dei cittadini. Intanto a San Donà di Piave, nel veneziano, il centrodestra è pronto a ricompattarsi in vista del ballottaggio tra 15 giorni. Lega e Forza Italia sono al lavoro per arrivare ad un apparentamento tra le liste di Francesca Pilla e quelle di Oliviero Leo. Lo aveva detto Renato Brunetta alla vigilia delle elezioni. A San Donà di Piave il primo turno sarebbero state le primarie di un centrodestra pronto a ricompattarsi in vista del ballottaggio. Lo conferma a spoglio terminato il candidato di Forza Italia Oliviero Leo, pronto a garantire il suo sostegno alla leghista Francesca Pilla nella sfida contro il PD Andrea Cereser. Noi abbiamo sempre cercato di portare ad avere un candidato unico, non ci siamo riusciti, non per colpa nostra, però la democrazia è la legge dei numeri, dobbiamo accettare il risultato, siamo leggermente delusi perché aspettavamo un risultato un po' più florido, diciamo. Ecco, questo non è arrivato, siamo a disposizione per cercare di trovare una soluzione univoca per ricompattare il centro-destra, perché è un obiettivo che abbiamo sempre cercato di portare avanti. Con la Pilla ci siamo sentiti brevemente in mattinata, rivela Leo, le ho fatto i complimenti per il risultato e non abbiamo parlato d'altro, ma una trattativa è già avviata a livello di segreterie di partito. Ci sono dei pontieri, ho ricevuto già anche qualche messaggio, così ho fatto gli auguri anche a Forcolini, lui mi ha detto che saremo contattati a breve dalla candidata, quindi siamo qua, in attesa. Da parte nostra non c'è l'intenzione di porre alcuna condizione, assicura Leo, al di là del rispetto per la dignità di tutte le componenti del centrodestra. Faremo di tutto per ricompattare quest'area politica, se non dovesse andare bene non sarà certo per colpa nostra. Non ci sono paletti, noi vogliamo un apparentamento e basta, non parleremo nemmeno di cariche, non parleremo di nulla, riaggreghiamo, poi dopo valutiamo anche da parte. Ancora senza esito le ricerche di Giocondo Ghirardo, il 78enne di Vittorio Veneto nel Trevigiano, di cui non si hanno più notizie da venerdì scorso. Oggi le squadre si sono concentrate sulla parte bassa della vasta area perlustrata in questi giorni, più vicina dove è stata rinvenuta, parcheggiata la sua auto, all'imbocco della strada che si addentra in Val Tovanella. Il soccorso alpino di Longarone, Centro Cadore, Pieve di Cadore, il SACF di Auronzo e Cortina e i vigili del fuoco hanno nuovamente battuto una decina di zone. Presente anche un'unità cinofila molecolare. Al momento la ricerca è ferma, il soccorso alpino resta disponibile in attesa di informazioni che possano dare nuove indicazioni per poter far luce sulla sua scomparsa. Ricordiamo che Giocondo Ghirardo è alto 1,70 m, pesa 90 kg, dovrebbe indossare un paio di pantaloni marroni, felpa blu con polsini rossi e calza stivali di gomma. Chiunque abbia sue notizie è pregato di contattare i carabinieri. Minaccia di farla finita, ma i carabinieri parlano a lungo con il trentenne e lo convincono a consegnare l'arma, vicenda a lieto fine che è accaduta nel Padovano a Piave di Sacco. La persona era armata di una pistola semiautomatica e aveva il colpo in canna. E abbiamo deciso di avvicinarci. Professionalità, coraggio e una notevole dose di umanità. Così due carabinieri della compagnia di Piave di Sacco sono riusciti a convincere un trentenne che aveva deciso di farla finita a cambiare idea e a trasformare una vicenda drammatica in una a lieto fine. Sicuramente c'è stata una pacca sulle spalle e delle frasi di incoraggiamento per un futuro sereno e migliore per questo ragazzo. È stata anche una cosa toccante perché non è un intervento che ti capita tutti i giorni. Per cui è stata così. È stata la fidanzata a chiamare il 112 lanciando l'allarme. A lei il trentenne aveva mandato un messaggio dai toni drammatici. I due carabinieri l'hanno rintracciato in un campo vicino a un casolare abbandonato a Ponte Longo. Si sono avvicinati e sono riusciti a stabilire con lui un dialogo fino a convincerlo ad abbassare l'arma, una pistola con il colpo in canna. Mi sono avvicinato e giunto davanti a lui, dopo alcuni minuti che ci siamo parlati, mi ha spiegato un po' qual era il problema e l'ho convinto a posare l'arma.
e ha consentito, ha posato l'arma a terra e subito l'abbiamo presa e l'abbiamo posto in sicurezza. A quel punto il trentenne si è confidato con i carabinieri, si è fatto accompagnare in ospedale per essere curato e ha ringraziato i suoi 2 salvatori. Sì, l'abbiamo ringraziato anche noi comunque, perché era una situazione molto particolare. Voltiamo pagina, buone notizie per i pendolari che percorrono l'A4 tra Venezia e Trieste nei tratti ancora sprovvisti della terza corsia. Saranno completati entro la primavera del 2020 su tutte le tratte i lavori della terza corsia dell'A4 tra Venezia e Trieste, con largo anticipo sulle scadenze previste. Lo annuncia il presidente di Autovie Venete Maurizio Castagna. È una data importante perché nonostante che il tempo contrattuale è previsto per l'inizio del 2021 e il completamento dei lavori della terza corsia del tratto che va da Alvisopoli a Gonars, i lavori stanno andando molto speditamente, per cui è possibile ipotizzare un anticipo significativo che sicuramente prima dell'estate del 2020. I cantieri sono aperti dal 2017 nel tratto tra Alvisopoli e San Giorgio di Nogaro e da alcune settimane in quello tra Gonars e Palmanova. L'ultimo lotto da Alvisopoli a Portogruaro vedrà l'avvio dei lavori nel 2019. Il completamento in anticipo dell'opera porterà l'atteso sollievo agli utenti di una tratta autostradale che ha visto negli ultimi anni aumentare il traffico in maniera esponenziale dopo i cali registrati durante la crisi economica. I passaggi di mezzi pesanti sono cresciuti del 6,3% tra il 2016 e il 2017 e i primi dati sul 2018 misurano un ulteriore incremento con 5.300.000 camion tra gennaio e maggio, 250.000 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento di traffico purtroppo si trascina e porta dietro anche un aumento dell'incidentalità, anche quella minore, e avendo le sedi autostradali ristrette da 3,75 a 3,50 e senza la corsia d'emergenza, qualsiasi incidente anche piccoli provoca rallentamenti, provoca disagi e quant'altro. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, andiamo a Vittorio Veneto dove fervono i preparativi per il raduno Triveneto degli Alpini in programma da venerdì a domenica prossimi. Io ho messo fuori le bandiere e non vado in montagna a fare il weekend come al solito, proprio per vedere la sfilata. Ma già parteciperà? Senza dubbio, sono alpino anch'io. Da venerdì a domenica sono qui. Per me è una cosa proprio sentita, nel senso che è il ricordo di tutto quello che i nostri vecchi hanno dato e mi sembrava giusto ricordare. Significa portare allegria e ricordare anche i tempi purtroppo bui della nostra storia. Tutti quanti abbiamo le bandiere fuori ormai. Sì, quest'anno è in pianta stabile la bandiera fuori. Tricolori alle finestre, sulle vetrine, nelle strade, Vittorio Veneto si prepara ad accogliere le penne nere che dai prossimi giorni invaderanno la città per il raduno Triveneto degli Alpini nel centenario della fine della Grande Guerra. Macchina organizzativa a pieno regime per mettere a frutto 18 mesi di lavoro, il via ufficiale venerdì alle 10 con la cerimonia dell'alzabandiera in Piazza del Popolo. Poi c'è un programma di 3 giorni molto nutrito che poggia sui valori alpini, sulle tradizioni nostre, quindi cultura, rievocazione, storia, memoria. Per la sfilata di domenica attese 25.000 penne nere, forse addirittura 30.000. Grande attesa soprattutto tra i più piccoli per la presenza dell'ormai mitico Iroso, il mulo con le stellette, icona del reparto Salmerie, ben 39 anni che corrispondono a 118 se rapportati alla vita dell'essere umano. Noi ci stiamo adoperando e lo curiamo al meglio possibile. Noi speriamo che Iroso possa essere qua con noi sabato mattina, giorno 16, per essere un punto di riferimento in quanto appunto è l'icona del binomio mulo-alpino. Parte l'estate e le previsioni sono di un esodo senza precedenti nei mesi di luglio e agosto, pronto il piano straordinario del traffico.
La 4 si prepara all'esodo estivo, che quest'anno sarà particolarmente affollato a giudicare dai dati sul traffico forniti dalle 3 concessionarie che da anni collaborano per gestire al meglio le emergenze lungo l'autostrada. I passaggi di veicoli sono tornati ai livelli pre-crisi, superando per la prima volta il record storico del 2007. La collaborazione con Autovie si amplia anche a Brescia-Padova e abbiamo fatto un piano dell'esodo assolutamente comune, perché secondo noi l'unione fa la forza, quindi potenziamento di uomini, di mezzi, possibilità di bypass nel caso in cui sulle altre tratte di concessionario ci siano dei problemi e quindi è già prevista la possibilità di deviazione su altre tratte. Tra le misure previste da CAV nei giorni da bollino nero, presidi fissi con carri attrezzi pronti a intervenire in tempi brevi per la rimozione di auto o camion incidentati o in avaria. Personale incaricato di predisporre nel minor tempo possibile le deviazioni eventualmente necessarie tra passante e tangenziale di Mestre e tra la 4 e la 27, un servizio di segnalazione code con base ai caselli di Spinea e Preganziol, un presidio sanitario con ambulanza presso l'area di servizio di Arino. La società concederà inoltre in comodato 8 nuovi mezzi alla polizia stradale, impegnata in alcune attività straordinarie. Metteremo delle pattuglie, stiamo già facendo questo servizio durante il pomeriggio e durante le sere, perché ci siamo resi conto che le zone, le aree di servizio possono essere dei luoghi in cui le persone possono essere derubate, e per cominciare una vacanza in questa maniera non è una cosa buona per nessuno. È inoltre scaricabile online la nuova app Info Viaggiando, che fornisce in tempo reale informazioni H24 su tutta la tratta da Brescia a Trieste. È un mezzo assolutamente importante, molto ben fatto, che mi auguro quanti più utenti possibili vogliano scaricare per informarsi e progettare il proprio viaggio prima e per non avere problemi durante il viaggio, appunto. Fine di una storia d'amore e di famiglia lunga 19 anni. L'ex numero 10 della Juventus, il calciatore Alex Del Piero, originario di San Vendemiano nel Trevigiano, e la moglie Sonia Amoruso avrebbero deciso di divorziare. I particolari della storia sono stati raccontati dai protagonisti a settimana Chi in edicola. I due, che hanno 3 figli, si erano trasferiti a Los Angeles per far crescere bambini in un paese anglofono, ma nemmeno la vita sotto il cielo americano sarebbe riuscita ad appianare le divergenze di coppia tra i due. Per un matrimonio che finisce, un altro invece appena iniziato, il matrimonio ormai ribattezzato con canestro, il video diventa virale sui social, la singolare cerimonia nel Trevigiano a Crespano del Grappa, guardate. Applausi scroscianti, neanche fosse Magic Johnson alla finale NBA. Invece l'insolito parquet è quello della chiesa di Crespano del Grappa. L'allenatore è il parroco Don Francesco ed il giocatore Mattia Riva, che sta per convolare a nozze con la sua fidanzata Marta Rosato. Un matrimonio con un fuoriprogramma davvero originale, quello dei due giovani sposi. Il tutto orchestrato dal parroco Don Francesco, che, puntando sulla passione sportiva del futuro marito, giocatore in una squadra di promozione, ha deciso di fare una sorpresa agli sposi, piazzando il canestro sulla navata centrale e, facendo leva sulla metafora partita matrimonio, ha invitato Mattia a tirare da una distanza quasi impossibile, considerando anche l'emozione del momento. Il matrimonio deve funzionare. È impossibile. Se vuoi è impossibile. Ma lo sposo ha sorpreso tutti, centrando il canestro tra gli applausi e il giubilo di parenti ed amici. Con queste immagini si chiude questa edizione dei nostri telegiornali. Vi lascio come sempre le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento su Antenna 3. Ben ritrovati al meteo. Condizioni di spiccata instabilità sul Triveneto, ma vediamo il dettaglio di mercoledì 13 giugno. Sul Veneto sarà soleggiato al mattino, solo con qualche piovasco sul Bellunese.
col passare delle ore però temporali possibili un po' ovunque, anche di moderata intensità, tuttavia meno probabili sui settori meridionali della regione. Temperature in aumento, minime comprese tra 15 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 22 e 28 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà instabile sin dal mattino con molte nubi e con rovesci e temporali sparsi, ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori della nostra regione. Qualche spazio soleggiato in più lungo le aree costiere. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 27 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige, anche qui avremo condizioni di spiccata instabilità con piogge diffuse ovunque, localmente anche di moderata intensità. Lieve miglioramento nel corso della nottata con fenomeni in attenuazione. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 15 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 25 e i 27 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci!